Salve a tutti! In questa pillola di storia vi voglio narrare le vicissitudini del pittore Aligi Sassu, nato a Milano il 17 luglio 1912 da padre sardo di Chiesi e da madre originaria di Parma, che si chiamava Lina Pedretti. Il papa si chiamava invece Antonio e fu uno dei fondatori del Partito Socialista Italiano verso la fine del 1800, esattamente nel 1894. A Sassari fondò il Partito Socialista Italiano. Il figlio divenne un artista, noi sappiamo, famosissimo, andando a morire in un paesino delle Isole Baleari ad 88 anni, lo stesso giorno e lo stesso mese in cui lui nacque, ovvero sia il 17 luglio del 2000. Nel 1937, in occasione del successo delle brigate internazionali nella guerra in Spagna, egli predisponeva nel suo studio la carta e anche i documenti per poter poi stampare appunto un comunicato a favore delle brigate internazionali. Per tale motivo, essendo lui comunque controllato dall'Ovra in quanto frequentava ambienti e circoli che erano antifascisti, fu arrestato e rischiava 24 anni di reclusione per il complotto. Egli fu deferito al Tribunale Speciale di Roma e quindi portato al carcere di Regina Coeli verso la fine di giugno del 1937. Il Tribunale Speciale, dopo aver effettuato, come sempre faceva, una sommaria istruttoria ed interrogato il Sassu ed anche altri partecipanti, poi vedremo chi tutto c'era, sempre appunto per il succitato documento a favore delle brigate internazionali, il 12 e il 13 ottobre finalmente fu celebrato il processo politico e fu condannato a 10 anni di reclusione con l'accusa di sovvertimento dell'ordine dello Stato. La particolarità del processo fu nel fatto che Mussolini acconsentì a rendere pubblico il dibattimento su sollecitazione della stampa sia di Parigi che di Londra. Nel 1938 il nostro pittore fu trasferito nel carcere di Fossano in Piemonte, dove passò i primi 15 giorni in una cella di isolamento situata 2 piani sotto il livello della strada. Nei successivi mesi, da novembre del 1937 sino a luglio del 1938, egli viveva in camerata con altri detenuti politici e gli sono concessi, essendo lui un pittore, dei quaderni per scrivere e anche degli album da disegno. Da carcerato, produsse oltre 400 disegni. Benché condannato dal Tribunale Speciale a 10 anni, il re gli concesse una grazia per intercessione appunto dell'importantissimo pittore Filippo Marinetti. In carcere praticamente gli diedero il numero a Fossano, gli diedero il numero di matricola 9436 fino al 16 luglio del 1938, quando appunto, ripeto, per condono condizionale egli fu liberato. Alcuni disegni sono molto importanti per la tematica, tipo per esempio i martiri di Piazzale Loreto, che è un omaggio agli antifascisti fucilati dai repubblichini il 10 agosto 1944, a testimonianza del suo impegno politico. Invece i disegni del carcere dal 37 al 38, per volontà del pittore, sono stati donati all'amministrazione regionale piemontese. E nel carcere di Fossano furono detenuti tantissimi carcerati, politici, ben 640, quelli condannati dal Tribunale Speciale, ai quali si aggiungono 30 dalla magistratura ordinaria, provenienti sia dall'Italia che dalla Jugoslavia che dalla Francia. Grazie dell'ascolto.